Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Lunatic e oggi farò il mio primo video di FIFA 15 dedicato a uno squad builder. Ce ne saranno ulteriori in futuro, pack opening e recensioni su alcuni giocatori più forti di FIFA. Ma bando alle ciance, passiamo subito dal portiere. Il portiere che ho scelto di utilizzare per la mia rosa è Salvatore Sirigu 84, che si presenta con 87 di riflessi, 85 tuffo, 84 posizionamento. Ottimo portiere vista la qualità prezzo, 2100 crediti, l'unica cosa da segnalare è un rinvio non sempre dei migliori. Il primo difensore centrale che andiamo a mettere è Thiago Silva 93, giocatore molto forte, completo in tutto, veloce, fisico, ottimo dribbling essendo un DC, forte del gioco aereo e ottimi piedi e soprattutto c'ha normale e alto. Pagato 1.402.000 crediti, dal mio punto di vista molto ben spesi. Secondo difensore centrale, come avete già intravisto, è David Luiz, anch'esso molto veloce, forte fisicamente, secondo me forte nel gioco aereo rispetto a Thiago Silva in quanto fa anche gol su calcio d'angolo, ottimi piedi anch'esso, pagato 920.000 crediti, ben spesi. Terzo difensore, terzino destro, Dani Alves, pagato 18.000 crediti con ombra, molto veloce nonostante l'86 di velocità, l'unica pecca è alto-basso ma con le tattiche si può provvedere anch'esso, giocatore completo, niente male. Andiamo dal terzino sinistro, nostro quarto difensore, che è Marcelo, 81 velocità dal mio punto di vista non veritiero in quanto dimostra molto di più, alto normale, ottimo fisico, ottima difesa, anche un buon dribbling, pagato 15.000 crediti con ombra, niente male. Passiamo al primo CC centrale, Modric, giocatore con 87 di overall, pagato 13.750, giocatore con un'ottima velocità, visto il ruolo, un buon piede come passaggio, un ottimo tiro, buonissimo dribbling, buona difesa e buon fisico. Giocatore che l'ho messo centrale in quanto c'ha anche un po' di difesa e mi aiuta ogni tanto nella fase difensiva, recupera palloni, imposta il gioco, un'ottima visione, niente da dire, 4-4 come skill e piede debole. Secondo CC, Toni Kroos, 93 toti. La pecca di questo giocatore sono le 3 stelle dribbling e l'80 di agilità che c'è interno e la velocità, però per il resto c'è un tiro al fulmicotone sia col destro che con il sinistro, visto le 5 stelle piede debole, un passaggio molto buono, 99 di visione, cioè i lanci lunghi sono all'ordine del giorno, e anche un 84 di forza fisica interno che gli consente di bloccare le ripartenze bloccandolo per la maglietta, pagato 2.100 crediti. Scusate, 2.100.000 crediti. Andiamo da Iniesta. Iniesta è un giocatore pagato 2.335.000, anch'esso buon giocatore, 95 di overall, 4-4, alto normale, degli ottimi dati. L'unica cosa da segnalare è che diciamo quel passaggio non è sempre dei migliori, spesso sbaglia più di Toni Kroos e anche hanno uguale, pagato tanto, qualità prezzo non dei migliori, forse un James Rodriguez potrebbe essere anche meglio e costa molto di meno. Lo vedete anche dalle statistiche, 4 gol, 17 assist, non è che sia il massimo. Passiamo all'attaccante destro, Gareth Bale. Dopo aver provato Robben posso dire ufficialmente che questo qua è assolutamente molto più forte, 81 di fisico, 94 di velocità, 83 tiro, 83 passaggio. Il dribbling non è dei migliori visto l'84 e le 3 stelle, però il suo lo fa, tanti assist, non tantissimi gol. Secondo me il tiro a giro da fuori è una pecca, non ce l'ha molto buono, spesso tira centrale, però per il resto corre, resiste a parecchi terzini e si va tranquillamente al cross o al tiro rientrando. Come punta abbiamo Lionel Messi 96, giocatore fenomenale, completo in tutto, veloce, agile, dribbling, tiro, passaggio. L'unica pecca di questo giocatore da segnalare è che sono le 3 stelle di piede debole, non sempre veritiere perché a volte fa dei gran gol anche di destro. Pagato 7.771.000, un prezzo molto buono visto che adesso si rivende a 10. Io l'ho preso più o meno al lancio, ho fatto un buon affare, giocatore molto completo. L'unica anche pecca da segnalare è il normale basso, se va alto basso era assolutamente un fenomeno. Passiamo all'ultimo giocatore, Ronaldo 99 totti, giocatore fenomenale, 5-4, 98 di velocità, 99 tiro, 90 passaggio, 99 dribbling e 89 fisico. C'è un interno, c'ha 89 forza fisica, alto basso, questo giocatore assolutamente fenomenale, forte nel gioco aereo, forte nel tiro, forte nelle punizioni, assolutamente un mostro. Dunque, questo era il mio primo squad builder. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e porterò presto un altro squad builder e qualche opening pack. Ciao a tutti, buon proseguimento.